Nardi. Qui con me a commento c'è Francesco Bonini. Buonasera, buonasera, ci ritroviamo per la defiance di Renato che ha qualche problema fisico. Cercherò di accompagnarvi insieme a Gabriele, vedremo cosa esce. E comunque siamo in un palazzetto assolutamente desolato dal punto di vista del pubblico, gioco forza a causa della nota non agibilità, o perlomeno a seguito degli eventi legati al commissariamento del comune di Lamezia e quindi al mancato rinnovo dell'agibilità e dell'assunzione di responsabilità da parte dei commissari prefettizi. Comunque non forse per ancora molto, pare, le voci dicono che la situazione si dovrebbe sbloccare tra qualche giorno. Speriamo che sia così. È giusto che due realtà come la Raffaele Lamezia e la Conad ritornino a casa a giocare tra i propri beniamini e con il proprio pubblico. Siamo sulla tribuna destinata al pubblico, siamo in tre, siamo rimasti in tre, io, Gabriele e Annalisa alla regia, e ci apprestiamo adesso a trasmettervi questa. E allora, le squadre sono già disposte nei rispettivi quadrati 9x9. Il servizio è del Cinquefrondi, quindi il primo servizio è del Cinquefrondi e ci va il biondino brasiliano. Sì, Cinquefrondi tra l'altro parte sempre con il solito 6 al posto di Bonati, riconfermato Limberger per la seconda settimana consecutiva. Inoltre approfitto di questi secondi di controllo delle formazioni per ricordarvi la classifica: Conad Lamezia prima 40 punti, secondo Pozzallo 34 assieme alla Jolly. Si parte con Dallagnol lungo il suo servizio, primo punto per la Raffaele Lamezia. Veramente di un non nulla fuori la palla flottante di Dallagnol, che sceglie quindi di non forzare il primo servizio. Servizio del capitano Porfida, riceve il libero Chillemi, stacca Limberger, la palla non viene recuperata, subito risponde la Jolly 1-1. Non ce la fa Butera a recuperare, uno pari. Servizio Jolly, Samuele Aprile, subito la sua spin sul libero e poi un grandissimo attacco da parte della Lamezia. 3-2. È stato Butera che ha praticamente perforato il muro Cinquefrondi mettendo giù una palla imprendibile. Servizio di Pasciuta, jump float in zona di conflitto tra Limberger e Dallagnol, poi scelto Laganà, c'è Buonaguardia, attacco, prende Chillemi, free ball per il Lamezia, sempre in quella zona, la riprende Cinquefrondi, punto contestato, poi attacco centrale, out. Una palla ben giocata da Cinquefrondi e forse ha peccato di ingenuità la Raffaele, pensando di aver già portato il punticino nel fienile. Così non è stato, ha subito risposto Cinquefrondi, che mandando la palla dalla parte opposta, poi al successivo attacco Lamezia va palla fuori. Limberger intanto con la spin sul capitano, poi attacco del numero 7 Porfida, molto forte, non era pronta la difesa cinquefrondese. Bagar alto parte del libero Chillemi, troppo alto, all'indietro. Servizio di Ferraro, su Matteos Dallagnol che riceve, poi Bellucci sceglie e trova Nicolas Nardi che con la sua solita rotazione della spalla fa il suo punto, 4 pari. Ricorre sempre più spesso nelle ultime partite al colpo al centro il palleggiatore Bellucci, ottima l'esecuzione da parte di Nicolas Nardi, non dà scampo alla difesa proprio avversaria. Nardi ad andare al servizio, anche lui out. E Gioia e Dolori
ottimi colpi al centro, alternati poi a errori diciamo troppo frequenti al servizio da parte del lungo brasiliano. Servizio Lamezia su Chillemi, scelto Laganà e viene murato. Prevedibile l'attacco di Laganà, è un muro prontissimo che va in cielo, intercetta questo attacco lanciato da fuori dai 3 metri. Ancora al servizio Piccioni, Out, non c'è tocco. la Jolly adesso si riporta a -1 e +1 per la squadra cinquefrondese con il suo setter al servizio. Jump float come il suo solito. Tati sul posto 4 completamente libero, senza muro, a terra, punto cinquefrondi. Ancora il brasiliano al servizio Mateus Dall'Agnol. Oh! Monster block di Samuele Aprile. Eccole le misure. E comincia a riscaldarsi il muro cinquefrondi dopo 3 salti a vuoto. Questo è un muro di quelli che fanno morale. Ancora Mateus Dall'Agnol con la jump float invece della jump spin. Difettoso. Porfida attacca. C'è Mateus Dall'Agnol, alzata in bugger di Chillemi. Beffa il muro. Il numero 14, Laganà. Oddio, Laganà non so che cosa voleva fare, si è trovato con una palla forse indeciso quando era già in aria e ha mandato dalla parte opposta a mo' di prima divisione una palla che è andata leggermente al di là del nastro. Ma non era pronto il muro, intanto qua sbaglia Piccioni. Poi ancora Jolly, sempre con Laganà, c'è il libero Sacco. Chillemi, Bellucci, Limberger. Ancora il libero, ma c'è il muro della Raffaele che tocca la rete. L'esperienza, l'attacco di Limberger che guarda con la coda dell'occhio il posizionamento del muro avversario e lo fa passare tra l'asta e il muro. E la palla praticamente è vincente per Cinquefrondi e sul 9-7 per Cinquefrondi fischia l'arbitro per interrompere su richiesta da parte del coach del Raffaele Lamezia. 2 punti avanti Cinquefrondi, partita piuttosto equilibrata dall'inizio, vedremo adesso che cosa succederà nei prossimi scambi. Guzzo con il suo assistente Gorchi hanno chiamato questo time out. Le squadre adesso rientrano in campo. Pronto Mateus Dall'Agnol. Ancora jump float. La gioca il Lamezia, la gioca bene con il suo capitano Porfida, che ancora una volta fa l'uso del muro avversario per trovare il mani fuori. Di nuovo a -1 la Raffaele, che adesso va al servizio proprio con Porfida. Ha tentato una jump spin, c'era Limberger, attacco centrale di Samuele Aprile. Non ne vediamo spesso di questi attacchi da parte del polistenese. Vero. Di solito Samuele preferisce il tocco preciso alla potenza, questa volta ci ha messo un po' di forza. Una bella palla diagonale, imprendibile. 10-8 Cinquefrondi, è sempre lui, Samuele, adesso a servire. Buono? Costruzione ottima, Cinquefrondi e via. Porfida in difesa non ce la fa, ammortizza, ma la palla va a finire nella rete del calcetto posizionata all'angolo della palestra. Inutile il tentativo di recupero in tuffo da parte di un suo compagno. 11-8 Cinquefrondi più 3, primo set al Palasparti.
Abbiamo visto dei belli scambi tra le due squadre. Il libero Sacco non ce l'ha fatta a prendere questa palla. Adesso ancora Jolly con Samuel Aprile al servizio. Proprio Samuele a sbagliare la difesa di questo attacco da parte della Lamezia. Lamezia che si riporta a -2. Una azione da manuale da parte di Lamezia. Al servizio jump spin su Matteus Dallagnol, preso di mira. Posto 4. Limberger murato, ce l'aveva fatta. Poi hanno tentato il tutto per tutto i giocatori della Jolly. Dallagnol si tuffa a mo' di trampolino, cerca l'impossibile, la palla arriva dietro le spalle dell'arbitro. Ancora Piccioni, stavolta forte su Chillemi, attacco centrale di Nicolas Nardi, ed è quelli che la Jolly sfrutta di più questi primi tempi. È la schiacciata sorella gemella di quella di poco fa di Samuele Aprile. È abbassato. Ci risiamo, siamo in diretta. Che è successo? Non lo so. Ogni tanto vi lasciamo. Ci siamo adesso? Sì. Nardi al servizio per la sul Jolly, libero. su Sacco, alza Ferraro e cerca ancora il capitano. Smorzato dal muro, ricostruzione 5 fronti. Ce la fa. Bellucci ancora verso la Ganà, la palla torna nel campo Jolly, Nardi fa copertura, ancora la Ganà su Sacco, Ferraro e poi sempre il capitano Porfida, tocca il soffitto, la ricezione di Matteus Dallagnol. Merito Lamezia, che ha risposto a 3 attacchi consecutivi di 5 fronti, li ha ammortizzati, ha ricostruito. E Bellucci all'indietro, bravo. Bellucci recupera, Imbager alza il libero del 5 fronti, contrattacco Lamezia. Samuele Aprile attento nel muro, che in discesa mette la sua mano e rimanda il pallone nel campo della Raffaele. Questo è uno dei gesti tecnici che io ritengo migliori, quelli che danno più morale, quando tu riesci a beffare il tentativo di beffa, scusate il gioco di parole, ma è così. Quindi intercetti il pallonetto all'ultimo. Ancora Bellucci con la palla flottante in campo. C'è. Sì, ci ha visto. Parte 14-22. Servizio Lamezia. Suo bagaglio, il bagaglio di Porfida è assolutamente bravo Dallagnol, ha messo a terra una grande palla al fianco del numero 5 Esposito. Tardi. E adesso il martello brasiliano al servizio della Jolly, Matteus Dallagnol. Incrocia Sull'origgio, Ferraro sceglie, smorza il muro, ricostruisce 5 fronti. Pipe. C'è una pipe intercettata dal numero 6. Presa. Terzo colpo. Sì, manda Hop. Bravissimo Bellucci. Incredibile. Bravissimo. Ha fatto ha recuperato la palla, ha messo il suo giocatore nelle condizioni di attaccare in maniera vincente. Ancora errori in ricezione per il Lamezia. La palla poi viene rimandata nel campo della Jolly, che la sfrutta con Limberger, ma viene murato sempre da Porfida. No, dice Limberger, non è andata, era il primo point che si è bruciato. Eravamo sul 24-14, siamo adesso sul 24-15. Cambio nel Lamezia, esce il capitano Porfida, entra il numero 5 Esposito. Entra Esposito, evidentemente cambio tecnico. Sì, cambio al servizio. Stavo notando tra l'altro nella Lamezia, vediamo sempre la stessa ricezione con il libero Sacco. In caso di vittoria speriamo che sia così. 5 fronti andrebbe a 37 punti e staccherebbe quindi di 3 punti l'Hering Pozzallo.
È stato Letojanni, se non mi sbaglio, che ha vinto sul proprio campo nei confronti di Pozzallo, quindi 31 Letojanni che incalza in quarta posizione. Comunque sanno benissimo come fare per andare a guardare tutti i risultati, basta andare su Federvolley e guardare i risultati della Serie B, il girone acqua della Serie B maschile, e lì c'è un po' tutto, ci sono anche delle statistiche, quindi vi invito anche ad andare a guardare, sono quelle cose che anche noi stessi andiamo spesso a consultare. Ok, è finito quindi il periodo di intervallo tra il primo e il secondo set a campi invertiti, in un Palasparti, come vi ho detto, privo di pubblico. A campi invertiti ci si appresta quindi a giocare questo secondo parziale. Saluto affettuoso a Renato che ci sta seguendo, anzi è come se lui fosse anche il tecnico della situazione, perché a distanza sta dando delle indicazioni, riscontrando gli eventuali problemi di trasmissione. Subito punto della... Ci dovremmo riessere in diretta, abbiamo sempre i soliti problemi di rete, dobbiamo assolutamente risolvere in questi ultimi match, purtroppo va così. Dipendiamo dalle linee telefoniche, quindi Siamo 2-3, Laganà, pallonetto recuperato all'ultimo secondo da Sacco, poi Porfida, anche Chillemi. uguale. Oh, che azione che abbiamo visto, con due grandissimi recuperi fantastici da parte dei due liberi. Gesti, sì, si sono risposti a vicenda i due liberi. Poi ci ha pensato Matteus Dallagnol con la sua diagonale a mettere a terra il pallone, anzi più che altro sul palmo della mano a stile parata il giocatore della mezza. Persi i primi punti, siamo sul 4-2. Out il servizio di Nicolas Nardi. E torna Nardi ogni volta che fa... Oddio, non è vero quello che ti stavo per dire, perché materialmente ci sono turni in cui Nardi mette veramente in seria difficoltà con la sua battuta in salto potente, mette in difficoltà gli avversari. 3-4 servizio della Mezia. Chi è questo barbuto? Numero 4 Pasciuta. Pasciuta. Baia. 3-5 al Palasparti. Allora, io ricordo la partita dell'andata dove si è manifestato un calo fisico del Raffaele alla distanza. Bellucci al servizio intanto. Attacco centrale murato, pronto Samuele Aprile. Duello aereo. Si è portato via la rete. Non esiste. 10. Diamo ragione, l'abbiamo vista anche noi, dai. E siamo obiettivi. Il numero 10 ha chiesto invano l'addebito dell'invasione all'avversario, assolutamente nella maniera più categorica. Si è lanciato come un razzo sulla rete, l'ha spinta a mezzo metro nel campo del 5 Frondi. 6-3 5 Frondi, palleggiatore in servizio. Su Sacco sempre. Out, Tacca poi. Sì, fuori. 10 Butera. C'è Piccioni, il numero 12, sconsolato. Piccioni? Numero 12, Sì, Piccioni. sì, Piccioni, sì. Bellucci ancora al servizio, palla flottante stavolta molto ma molto fuori rispetto ai suoi servizi che non spesso escono fuori. No, e sbandava, la palla era ben lanciata, solo che ha preso una traiettoria molto lunga, è andata praticamente dritta sopra il nastro. Servizio Ferraro, Bellucci poi sceglie, trova Matteus Dallagnol, viene murato ma c'è mani fuori. La palla accompagnata, fischia il primo arbitro. Fischiato la palla accompagnata, non so manco dove, evidentemente sul tocco di Bellucci.
Probabilmente sì, sembra. probabilmente sì. A me è sembrata tanto accompagnata. Non c'è altro, lo schiacciatore non poteva accompagnare. Appunto. 5-7, ancora Ferraro al servizio. Chillemi. Primo tempo out di Samuele Aprile. Sì, non ci sono nemmeno le proteste dei giocatori della Jolly. Era netta. Un accenno a qualche polemicuccia sotto rete. Sempre Ferraro. Si riporta sotto la Lamezia 6-7 in questo momento. Ferraro ancora al servizio, Limberger. Bellucci sceglie la Ganà che la manda nella direzione di Sacco. Sacco vuoto. Sacco vuoto. Sacco era pieno e la palla ha sbattuto proprio sul sacco. Ha sbattuto sul petto di Sacco, del libero in maglia gialla della Lamezia. Avanti di nuovo 5 frondi, 8-6. Sempre su Sacco la battuta del 5 frondi, poi Lamezia costruisce bene. Salta bene anche il muro che smorza, ma dietro le spalle dei due giocatori del 5 frondi non c'è nessuno, è una zona morta e la palla cade nel parquet 9x9 del 5 frondi. 8-7, equilibrio. Aia! E questo penso sia il primo errore, è una zona di conflitto dove Giovanni Chillemi tenta di ricevere, ma forse è disturbato, tocca la palla e la manda sulle transenne laterali. 8 pari, quindi parità in questo momento, il secondo set. Dall'Agnol ci pensa Mimmo. Ok, ci risono, stavo ancora sistemando qualcosina. Ci pensa Mimmo, riceve bene Dall'Agnol, anche se con un bunker strano molto alto. La palla è l'importante è che la palla sia arrivata al palleggiatore, servita alla Ganà che ha messo giù la palla senza appello. Samuele Aprile, out di poco. Il suo pallone, sì, non è uscita di tanto. 9 pari, di nuovo parità al Palasparti. Ora al servizio, non vedo il numero 3, Citrinti, ricevuto da Mateus Dall'Agnol, la Ganà colpisce e questa volta in pieno, Monster Block 12. La palla si appiccica tra le mani di Piccioni e lui stesso che la rispedisce nei 3 metri di chi ha attaccato. Avanti Lamezia 10-9. Ancora Citrinti, sempre su Dall'Agnol. Nardi all'ultimo secondo. Monster Block, la Ganà. Sempre lui per la Jolly, sempre bravo lui. Mimmo, bravo Mimmo. Ha saltato al momento giusto, ha tenuto le mani ben piazzate. La palla arrivava da un recupero fantastico dietro il muro da parte del Lamezia. È proprio la Ganà al servizio su Sacco. Palla viene recuperata, quindi free ball per la Jolly. Vedremo come la sfrutterà. Benissimo con Limberger, con un muro che era in ritardo. Non dà respiro, 5 frondi. Recuperato, ma la palla tocca terra. 13-12. Adesso al servizio l'autore del punto, Piccioni, su Mateus Dall'Agnol preso di mira. Bellucci verso la Ganà, Sacco non tocca il tetto. Ancora Lamezia. Bella pallavolo, bella pallavolo. Col piede bravi, e attacca pure. Ancora Jolly, attenzione, bravissimi. Presa bravi, anche questa, bravissimi tutti, Nardi, bravi Bellucci, pipe di Limberger, presa pure questa tutti, che viene bravi presa, tutti. ma fantastico. Poi sì, bravissimi, applausi. Cosa abbiamo visto?
Spettacolo. 13 Spettacolo. pari, fantastici scambi tra le due squadre, in cui ogni giocatore si è buttato sul pallone per prendere, per conquistare il suo punto. Alla fine la spunta questa volta 5 frondi e si va a impattare al numero 13. Guarda che si è riscaldata. Nardi al servizio. Oh, no. Assolutamente. Pallone si è insaccato. Una pallaccia. No, è una pallaccia, Gabriele. Cioè, ha proprio schiacciato a metà rete. È una cosa incredibile, inguardabile. Era il numero 10. Butera. Tu sei un po' più spostato verso là, quindi le Oh, vedi. Io sono impallato assolutamente. dall'arbitro. Non è passata proprio la palla, è rimasta a metà rete, è rimasta. Nardi ancora per la Jolly, avanti di un punto. Out ancora. Gli errori sono sempre dei soliti. Gli errori al servizio sono sempre dei soliti. Nardi e Dallagnol pure. È un diretto quello di Nardi. Mamma mia. Ancora la Mezia, la prende Chillemi, Bellucci sceglie. Mani fuori. Matteus Dallagnol. Non si fa. Adesso l'arbitro lo dice, non lo fare. Ha tirato in maniera nervosa la rete, il numero 3 Barbuto, non Barbuto di cognome, Barbuto di fatto. Devo fare qualcosa come Renato, altrimenti qualche battuta la devo dire io. Bellucci e la sua palla flottante, l'alzata in bagger, poi l'attacco, out. Non esiste. Di Butera. Non esiste. Non tocca il muro. Io ogni tanto ricordo di essere stato, di aver avuto. Attenzione, ancora il cambio. Butera con Loriggio, come abbiamo visto nello scorso set. Sì. Punito ancora una volta Citrinzi. Butera, pardon. Oggi do i nomi. Bellucci al servizio sul 14-16. Sbaglia anche questa Porfida. Come volevasi dimostrare, ho parlato prima della partita che abbiamo visto all'andata, dove la Mezzi è partito a 300 all'ora nel primo parziale e poi è crollato dal punto di vista fisico, e lo si sta vedendo anche in questa partita, quindi un deficit proprio fisico del posto della Mezzi in questo caso. Attacco centrale viene subito recuperato dalla Jolly. Matteus Dallagnol trova ancora Sacco. Una martellata dell'Agnol. Loriggio attacca e ottiene un altro punto per il Lamezia.
partito? Sì. E ci abbiamo qualche problema, l'abbiamo detto, purtroppo non dipende da noi. Comunque speriamo comunque di darvi continuità nella cronaca. Siamo adesso sul 20-19 per Lamezia. Oh, ancora errori nella Jolly. Allora, Ancora errori, chiamato Matteo Bonati a sostituire Limberger. ha trovato il momento peggiore Cinquefrondi per cominciare a non ricevere bene, e un paio di cambi, era entrato al servizio anche Tofoli, ora è di nuovo in panchina e c'è stato anche l'avvicendamento in ricezione per quanto riguarda Limberger, che è uscito in favore Bonati. Ancora qualche difficoltà. Maganà presa dal numero 30. Ehi! Tocca l'asta la palla, sì. Tocca l'asta la palla sull'attacco di Piccioni. Salta sì e no, 10-15 21-20. centimetri da terra, si alza 10-15 centimetri Piccioni. Non ce la fa, ha giocato l'esperienza, voleva giocare l'esperienza, come in un punto che non abbiamo trasmesso per problemi tecnici. La canna nel campo della Jolly. Matteo Stagliagnol costretto all'alzata in Bagher. Ha sbagliato tutto. La Canà. Perché? Perché aveva lo spazio, ce l'aveva. Ha mandato la palla out. 23-21 chiama time out il coach Polimeni. Costretto a chiamare il time out. Eh sì, si è alzata la temperatura in questa partita. Cinquefrondi che per buona parte del secondo set è stato in vantaggio. C'è stata una fase di equilibrio, +1 -1, e in questo momento a guidare il set è Lamezia Terme. 23-21 il risultato, il punteggio, dopo un attacco fuori da parte di Mimmo Laganà, forse troppo sicuro, anche se andava ad attaccare una palla alzata in bagger da Matteo Stagliagnol dopo un recupero di primo tocco da parte del palleggiatore Alessandro Bellucci. Serve Lamezia, 23-21, out, e ci dà una grandissima mano il giocatore che adesso va a uscire, quindi si chiude il cambio tecnico di Porfida, rientra all'opposto Lametino. 23-22, quindi sì, esce Mafrige.